Dichiarata la morte cerebrale di Giovanni Colognese, il ventenne di Oderzo, finito ieri sera con l'auto contro un platano a Gorgo al Monticano. La famiglia sotto shock, l'amico che ha assistito ai soccorsi, lo aspettavamo per l'allenamento di calcio, dice. È un anziano di Sernaglia, l'automobilista che ieri pomeriggio ha travolto un 67enne a Susegana scappando senza fermarsi. La figlia dell'uomo ha chiamato poche ore dopo la polizia locale, vedendo il padre sconvolto. Calci e pugni in pieno giorno alla stazione di Castelfranco, lo scontro tra una decina di giovanissimi e alcuni minorenni, una ragazza colta da attacco di panico. Ladri scatenati nella notte a Montebelluna, razziate 6 vetture parcheggiate in alcune vie del centro, telecamere di videosorveglianza al setaccio. Schiacciata dalla catasta di legna in casa il giorno dopo la tragedia, ancora scossa la comunità di Roncade, i familiari Ombretta era sempre pronta ad aiutare tutti. Un 93enne caduto nel Sile, una studentessa che richiama l'attenzione dei vigili, 3 giovani agenti che non esitano a tuffarsi per salvarlo. È accaduto stamattina in Riviera Margherita. Cani nel mirino, ma a pericolo anche per i bimbi, bocconi avvelenati lasciati nel parcheggio della scuola elementare di Frescada. È scattato subito il protocollo del comune. Dopo la destituzione dalla Fondazione Canova, oggi le dimissioni polemiche di Vittorio Sgarbi dal comitato per il bicentenario dell'artista. A Possagno non metterò più piede, la Fondazione cadrà nell'ombra. Domani a Padova il conferimento della laurea alla memoria per Giulia Cecchettin, edizione straordinaria di Antena 3 dalle 10:30 per seguire la cerimonia. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antena 3. Si apre questa sera nuovamente un'edizione con la cronaca. Una vittima della strada è morto dopo una notte di agonia all'ospedale Cafoncello. Il ragazzo uscito di strada ieri sera a Gorgo al Monticano. Si tratta di Giovanni Colognese, 20 anni, nato a Pordenone, residente a Oderzo, sotto shock gli amici e i compagni di squadra che lo aspettavano a Chiarano. Stavo tornando a casa, che io abito più avanti, e proprio ero alla terza macchina che era arrivata subito dopo l'incidente. Abbiamo aspettato i soccorsi, i carabinieri e tutto quello che ci... Tu hai capito subito che si trattava di lui? Sì, quando l'ho visto con i miei occhi sulla barella ho detto è Giovanni. So solo che ha sofferto abbastanza. Il dubbio, poi la certezza. Per gli amici di Giovanni Colognese, 20 anni appena, sono stati minuti e ore interminabili. La sua 500 color panna la riconoscevano tutti tra Fratta di Oderzo, dove viveva con la famiglia, e Chiarano, dove c'è il campetto di calcio a 5 dell'Evolution Team. Qui lo aspettavano per il solito allenamento infrasettimanale, come racconta il compagno di squadra Mattia. E il mister come prima cosa mi ha detto prova a chiamare Giovanni perché non ha avvisato che sì che mancava o che ritardava, e alla fine abbiamo fatto 2+2 vedendo anche le notizie dell'incidente e dopo verso le 8:30 siamo diretti là sul posto che comunque era vicino al campo di Chiarano e abbiamo visto che la macchina era la sua e abbiamo capito. I ragazzi si precipitano sul posto, tutti capiscono che la situazione è gravissima, i lampeggianti dei soccorsi, l'auto distrutta. Sono da poco passate le 19:30 quando Giovanni sta percorrendo via Risorgimento a Gorgo al Monticano, pochi minuti dal campetto. È qui che perde il controllo dell'auto sbattendo contro un platano. L'impatto è micidiale e la 500 viene sbalzata nel fosso sull'altro lato della strada. Le sue condizioni sono critiche e peggiorano ora dopo ora. In mattinata al Cafoncello di Treviso la dichiarazione di morte cerebrale. Nato a Pordenone, Giovanni era iscritto a Ca' Foscari e quella passione per il calcio gli era stata trasmessa dal padre Gianni, allenatore noto in zona, così come la sorella Emma, arbitro. Molto conosciuta anche la mamma Elena, insegnante alla scuola per parrucchieri. Sotto shock l'Evolution Team, che lo ha ricordato sui social, una tragedia a cui non avremmo mai voluto credere. Persona solare, aiutava qualsiasi persona che si trovava a fianco e lui non se lo meritava, non ha mai fatto male a nessuno. Troppi incidenti su questa strada, raccontano residenti e automobilisti. Nel mirino ci sono l'alta velocità e condizioni del manto stradale. È uno alla settimana, l'altra settimana là in curva, prima di Natale, prima di quella casa là, dove eravate fermi prima voi,
la strada è stretta, la gente corre e purtroppo così. È una strada teatro di tanti, troppi incidenti anche mortali, quella che collega Gorgo al Monticano a Chiarano, un rettilineo che finisce in una semicurva, una carreggiata che si restringe. Guarda il cartello, cosa è scritto? 70, ma se andiamo non si sa a che velocità. Sorpassano in 2-3. Quella strada è pericolosa perché gli alberi è stretta, però corrono troppo. È così. L'incidente è costato la vita a Giovanni Coloniese, è quindi l'ultimo di una serie e come sempre i fattori potrebbero essere molteplici. Sul caso della ragazza sono in corso i rilievi dei carabinieri, anche se non sarà facile stabilire la causa esatta del sinistro, non essendo rimasti coinvolti altri mezzi. Pericolosa sì, perché io alla sera, 2 sere alla settimana vado a cantare, che canto in un coro qua vicino, no? È un pericolo perché c'è chi va e chi viene, diciamo, e non è magari tanto prudente. La strada diciamo che ha diverse buche, anche pericolose, perché se passa uno in bici che non se ne accorge, si rovescia e può farsi male. E non c'è ancora il nulla osta per i funerali di Timothy Dal Bello, il 16enne di Asolo, travolto e ucciso domenica dall'auto del 92enne colto da malore a Pagnano, anziano che ha investito il ragazzo e i suoi amici. Il sindaco Mauro Migliorini ha incontrato la famiglia nel pomeriggio per portare il cordoglio della comunità. L'addio con tutta probabilità sarà fissato per lunedì o martedì prossimi. Ed è stato identificato invece il pirata della strada che ieri pomeriggio ha travolto e ucciso un 66enne ciclista a Susegana. Si tratta di un 76enne di Sernaglia della Battaglia. A farsi avanti con le forze dell'ordine è stata la figlia. Verso le 20:30 i familiari, la figlia dell'autista del furgone si era messa a disposizione contattando i carabinieri, i quali l'hanno indirizzata a noi. E subito ci ha detto che il papà era in uno stato confusionale, che era successo qualcosa, non riuscivano a capire. Di fronte al padre sotto shock e alle prime notizie relative alla ricerca di un furgoncino bianco, è stata la figlia dell'uomo, un 76enne di Sernaglia della Battaglia, a chiamare le forze dell'ordine, intuendo che qualcosa di tragico fosse successo. Questo è l'epilogo di un pomeriggio iniziato poco dopo le 15, quando sulla provinciale 34, all'altezza di Sant'Anna di Susegana, un 66enne di origini marocchine, Mohamed Chaid, a bordo della sua bici, viene travolto e ucciso. Il mezzo si dà alla fuga, il conducente non presta soccorso. A catturare qualche immagine è il sistema di videosorveglianza, sulle sue tracce si muove la polizia locale. Dopo la telefonata della donna, il quadro si delinea. Ci siamo recati a casa, abbiamo subito visionato il furgone e c'erano compatibilità di tracce con la bicicletta e quindi con l'incidente che è avvenuto verso le 15:25. Ora il 76enne dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso, quanto la vittima si era trasferita a Sernaglia da poco tempo. Il papà era veramente mentalmente sconnesso dalla realtà, quindi molto scioccato e provato. È una famiglia per bene che vive a Sernaglia, quindi persone che si sono subito messe a disposizione e che quindi sono pronti, insomma, ad assumersi la responsabilità e a collaborare con la giustizia. Andiamo a Castelfranco adesso perché c'è stata l'ennesima rissa tra giovanissimi nei pressi della stazione. Volati calci e pugni, soccorso un ragazzo, mentre una ragazza è stata accolta da un attacco di panico. Il sindaco dice necessario pensare ad azioni di prevenzione in sinergia con le scuole. Calci e pugni in pieno giorno, nell'orario d'uscita dalle scuole, vicino alla stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto. Uno sguardo o una parola di troppo, una violenza sfociata per futili motivi tra 2 distinti gruppetti di ragazzi. In totale una decina i giovani coinvolti, per la maggior parte minorenni. Una lite iniziata da scambi accesi tra i 2 gruppi rivali, sfociata poi nella violenza fisica che non ha lasciato indifferenti i passanti che hanno allertato le forze dell'ordine su M118. Arrivati sul posto, i sanitari hanno soccorso un ragazzo che aveva ricevuto dei pugni al naso e una ragazza colta da attacco di panico. Scappati a piedi invece gli aggressori. Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie dei carabinieri che stanno tuttora lavorando per identificare attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona i responsabili della rissa e risalirne ai motivi. Probabilmente si tratta di alcuni ragazzi già noti che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di disordini.
Quello all'autostazione è l'ennesimo caso di aggressioni in città, un fenomeno che non accenna ad arrestarsi. Questi episodi ci richiamano a tenere sempre alta l'attenzione sul mondo giovanile, commenta con preoccupazione il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, intervenendo con azioni di prevenzione pensate insieme alle scuole e alle forze dell'ordine. 6 auto invece razziate e danneggiate dai ladri in pieno centro a Montebelluna. È successo la scorsa notte nel mirino dei malviventi, i mezzi parcheggiati tra le vie Galilei, Roma, Dante Alighieri e Viale della Vittoria. I banditi si sono impossessati, una volta infranti i finestrini dei veicoli, di effetti personali, alcune paia di occhiali, borse e qualche indumento che i proprietari avevano lasciato nelle autovetture prese di mira. Indagini dei carabinieri, al vaglio dei militari dell'Arma anche i sistemi di videosorveglianza della zona. E adesso torniamo sul dramma di Biancade di Roncade, dove ieri Ombretta Castellani, infermiera cinquantenne, ha perso la vita travolta da una catasta di legna. Il ricordo dei vicini e dei familiari, gentile e generosa e sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno. Sempre a lavoro e famiglia, tutte le mie storie, sì. Sorridente. Qualche roba che domandavo era sempre pronta. Solare, gentile, disponibile. È questo il ritratto disegnato da chi, Ombretta Castellani, 50 anni tra pochi giorni, l'ha conosciuta e amata. Infermiera fino al 2021 all'ospedale San Camillo a Treviso, città di cui era originaria, si è poi dedicata al lavoro autonomo, sempre nell'ambito infermieristico, passando per la casa di cure e lavorando per alcuni dottori della zona. Ombretta al tempo del Covid si era dedicata anche alle vaccinazioni, sempre predisposta ad aiutare gli altri, come racconta la sua vicina di casa, Marisa. Ombretta infatti aveva aiutato la sorella gemella della signora con delle iniezioni che avrebbero richiesto l'aiuto di un medico quotidianamente. Faceva queste iniezioni che sennò che aveva un medico, hai capito? Lei era infermiera, brava. Un dramma quello accaduto nella casa di Via Erbe a Roncade che i parenti e i vicini non riescono tuttora a spiegarsi. Ombretta aveva raggiunto la legnaia per andare a prendere i cocci per accendere il camino, gesto che era solita fare, ma quel pomeriggio qualcosa è andato storto. La cesta di legna è caduta travolgendo la donna. Attirata dal botto provocato dalla caduta sul posto è accorsa la suocera trovando la nuora stesa a terra priva di vita. Siamo restati, non ho mai dormito stanotte, perché così, non so neanche come, perché come ha fatto cadere quella catasta che hanno tirato giù, non so, non saprei. Non si danno pace i vicini e i parenti il giorno dopo la tragedia. Ombretta era molto conosciuta a Biancade, frazione in cui viveva. La famiglia infatti è molto attiva nel volontariato del paese, come racconta la sindaca di Roncade. Conoscendoli anche trovavo proprio necessario anche per me, ma soprattutto per loro, di presentare anche fisicamente la vicinanza di tutta la realtà di Roncade, di tutte le persone che l'hanno conosciuta, perché era veramente una persona splendida. E nella sua professione di infermiera è sempre stata dedita agli altri ed è sempre stata stimata per il modo con cui lo faceva, ma è stimata da tutta la comunità per il modo con cui si poneva, e qui si pongono anche i suoi figli e i suoi familiari. La cronaca giudiziaria adesso: è stato condannato a 2 anni di reclusione un 70enne del Vittoriese, finito a processo con l'accusa di violenza sessuale su un minorenne, un ragazzo che all'epoca dei fatti, il 2019, aveva 17 anni. Figlio di un amico, era stato accompagnato in Croazia dal 70enne che lo doveva aiutare a trovarsi un lavoro stagionale. L'ultimo giorno del viaggio, i fatti contestati, un bacio sulla guancia e palpeggiamenti raccontati dal giovanissimo alla mamma, quindi la denuncia e ora la condanna. La vicenda adesso invece di una bancaria 39enne di Mirano nel Veneziano a processo per aver sottratto dal conto di una cliente sua amica 30.000 euro, i fatti in un'agenzia di Treviso. È a processo per furto e sostituzione di persona una bancaria 39enne di Mirano nel Veneziano che tra il 2013 e il 2018, periodo in cui lavorava per un'agenzia di Treviso di un noto istituto bancario e successivamente per la filiale di Piombino Dese, avrebbe effettuato dal conto di una cliente una serie di bonifici e giroconti a proprio favore, sottraendo complessivamente 30.000 euro. La funzionaria è inoltre accusata di aver attivato all'insaputa della cliente, che era peraltro una sua cara amica, una seconda carta di credito
con la quale avrebbe effettuato delle spese personali. La vittima, anche lei di Mirano, aveva dunque piena fiducia nella 39enne, non a caso il prelievo di denaro risulterebbe andato avanti per anni. Il 15 febbraio in tribunale a Treviso la sentenza. Un 93enne caduto nel Sile, una studentessa che richiama l'attenzione dei vigili e 3 giovani agenti che non esitano a gettarsi in acqua per salvare l'anziano. È accaduto questa mattina in Riviera Margherita a Treviso. L'adrenalina del momento porta anche in secondo piano se l'acqua era fredda o meno. Riviera Santa Margherita, alle 7:40 del mattino, il termometro sotto zero. Un anziano è caduto in acqua e 3 giovani agenti della polizia locale, 27, 29 e 31 anni, non hanno esitato a gettarsi nel Sile per soccorrerlo. Il salvataggio davanti agli occhi di passanti ed esercenti. Il recupero era proprio lì davanti al cancello dell'università sulle scale in cemento che ci sono, quindi lì sono riusciti i vigili a tenerlo e quindi in 2 poi si sono avvicinati altri e sono riusciti a tirarlo su. Nicola Zanin, Federico Bean, Nicola Scolletti, i nomi dei 3 vigili intervenuti, gli ultimi 2 in servizio solamente da dicembre. Eravamo impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio quando lungo Ponte dell'Università una ragazza di giovane età ha richiamato la nostra attenzione sbracciandosi perché c'era un signore con il capo completamente dentro l'acqua che veniva trascinato dalla corrente del Sile. Bean ha attraversato di corsa il ponte, si è tolto gli abiti più pesanti e si è buttato. Mi sono tuffato per cercare di intercettarlo perché avevo una sola scalinata e una volta superata quella scalinata sarebbe stato più difficile appigliarmi e portarlo a riva. Con l'aiuto dei colleghi la persona è stata tratta in salvo ma era priva di sensi. Era in arresto cardiaco, abbiamo formato come una fune umana e ho iniziato subito a rianimarla. L'anziano è stato a quel punto preso in carico dal 118. Comunque adesso è viva, è stata stabilizzata in ospedale e quindi merito questi 3 eroi che li ho definiti questa mattina, perché quando sono arrivato li ho subito salutati dopo che si sono cambiati perché sono rientrati ovviamente inzuppati d'acqua. Un orgoglio per il comando della polizia locale e per l'intera città, sottolinea il sindaco Mario Conte, che ha avuto parole di elogio anche per la ragazza che ha segnalato il corpo in acqua e ha voluto subito incontrare gli agenti a Cassugana. Sarà mia cura scrivere anche una lettera di merito e segnalare a tutte le autorità competenti questo salvataggio vero e proprio, perché con queste temperature questa mattina non era né semplice né banale compiere quello che hanno fatto, però hanno messo davanti la comunità. Andiamo a Preganziola adesso, per bocconi avvelenati lasciati nel parcheggio della scuola elementare di Frescada. È subito scattato il protocollo del comune col sindaco che dice atto da condannare. La presenza di bocconi avvelenati di esche che sono state volutamente, insomma, scientemente posizionate lì nell'area parcheggio. È stato il personale della scuola elementare Comisso di Frescada a segnalare ad inizio settimana al comune di Preganziola la presenza di numerosi sacchettini contenenti bocconi avvelenati nell'area del parcheggio adiacente al campo da calcio. Immediatamente è scattato il protocollo secondo quanto previsto da un'ordinanza ministeriale del 2016. C'è il divieto di detenzione e di utilizzo di esche e bocconi avvelenati sulle aree pubbliche da parte di chiunque. I bocconi sono stati prontamente rimossi e analizzati confermando la presenza del veleno. Fortunatamente nessun bambino o animale è venuto in contatto con i pericolosi involucri. Il tentativo era chiaramente è stato svolto da qualche persona con l'intento di andare a beccare degli animali. Nelle scorse ore agenti della polizia locale hanno affisso nell'area alcuni cartelli per pubblicizzare l'eventuale presenza di ulteriore materiale o degli animali che potrebbero essere avvelenati. Ora si cercherà di incrociare i dati delle telecamere di sorveglianza dell'area per individuare il responsabile. È possibile, spiega il sindaco, che nella zona siano stati avvistati topi, vista la presenza di uno stabile abbandonato. Questa non è certo la procedura da seguire. Intanto c'è proprio il divieto di farlo. È un tentativo che mettiamo che non ci sia stata cattiva volontà, però assolutamente maldestro e da censurare.
Domani mattina all'Università di Padova la cerimonia di conferimento della laurea alla memoria di Giulia Cecchettin, alla presenza del ministro dell'Università Anna Maria Bernini, di papà Gino Cecchettin e della sorella Elena, tante le autorità che saranno presenti e naturalmente la rettrice Mapelli. Antena 3 seguirà in diretta l'evento con una edizione straordinaria che comincerà a partire dalle 10:30. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Parla di ingratitudine e di poco rispetto, avverte che comunque da sottosegretario la sua sulla Fondazione Canova continuerà a dirla. Così Vittorio Sgarbi, rimosso da presidente della Fondazione stessa e oggi dimissionario dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dello Scultore. Non metterò più piede a Possagno e non parlerò mai più con il sindaco. Il mio rapporto con Canova finisce qua. Dopo la decisione del comune di Possagno di destituire Vittorio Sgarbi dalla carica di presidente della Fondazione Canova, il sottosegretario alla cultura risponde annunciando le sue dimissioni con effetto immediato e irrevocabili da presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del bicentenario della morte dello scultore. Incomprensibili per Sgarbi le motivazioni del sindaco Valerio Favero, soprattutto se legate agli insulti al giornalista di Report che tanto stanno facendo discutere. Erano insulti tra l'altro rubati, perché non era un'intervista, era una telecamera che rubava quello che io dicevo a due cretini, per cui se uno pensa, ma d'altra parte siamo abituati, sono persone piuttosto rozze, mi pare che soprattutto loro hanno un problema fondamentale, che una fondazione autonoma e significativa come la Fondazione Canova è del tutto subalterna sul piano operativo alla sovrintendenza, per cui loro non potranno comunque rinunciare a me, ma se io avrei potuto in qualche modo essere utile non sarò più utile. L'amministrazione dunque avvisata da sottosegretario le occasioni per dire la sua su Canova non mancheranno, fa capire Sgarbi. Il sindaco ai nostri microfoni si è limitato a spiegare che già a ottobre, con la conclusione delle celebrazioni per Canova, si era aperta una nuova stagione. Da lì sono iniziate le nostre valutazioni per la nomina dei nuovi componenti dell'organo di amministrazione di Fondazione Canova, che ufficializzeremo nei prossimi giorni. Voglio comunque ringraziare l'intero CDA uscente per il lavoro svolto e per i grandi risultati ottenuti. Il grazie a tutti del sindaco non basta, la Fondazione per il critico d'arte si avvia a un futuro nell'ombra. Eliminando un presidente che è sottosegretario e che comunque ha un rapporto diretto con le attività operative, tu ti trovi con un qualunque manager, come vuoi chiamarlo, che dovrà superare molte difficoltà. Se poi uno non lo capisce, va bene, facciano quello che vogliono. Io a Possagno non ci metto più piede. Chiudendo così anche un capitolo umano, non solo professionale, si intuisce dalle parole di Sgarbi. No, sono amareggiato, sono come dire, ancora una volta convinto della mancanza di rispetto e di riconoscenza da parte di quelli per cui è fatto tutto, ripeto, gratis. Il vicepresidente era pagato come sindaco, io ho fatto il presidente 5 anni gratis. Prima si ringrazia, poi si nomina un nuovo presidente. Torniamo adesso sul caso del farmaco per i malati di distrofia muscolare di Duchenne, per il quale EMA ha dato parere negativo. Ora le famiglie scrivono all'Agenzia Europea del Farmaco. Chiediamo di tenere conto dei risultati secondari e non di quelli primari dello studio, proprio perché comunque qualcosa c'è e questo per noi è fondamentale. L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ha inviato a EMA una lettera per chiedere che riveda la propria decisione sul ritiro dal mercato di Translarna, farmaco assunto dai pazienti affetti da distrofia di Duchenne con mutazione nonsense. Abbiamo voluto portare avanti la voce delle famiglie, spiega il suo presidente Rasconi, che sottolinea come la stessa comunità clinica italiana si sia schierata al fianco delle famiglie, inviando a sua volta una comunicazione a EMA perché tenga conto dei risultati nel lungo periodo. Con l'appoggio anche del lato clinico sappiamo che il farmaco in alcuni soggetti ha dato degli ottimi risultati prolungando la fase di cammino, eccetera, e quindi vogliamo capire dov'è il problema, dove si è inceppato qualcosa per capire se poi
possiamo intervenire e continuare. Per le famiglie è una lotta contro il tempo per capire che fine faranno le scorte di Traslarna, ora ferme nei magazzini. Ancora una sessantina di giorni infatti prima che il medicinale venga definitivamente ritirato. Stiamo appunto aspettando per sapere se quantomeno riusciremo a tamponare per altri mesi. Guadagnare tempo in attesa che la ricerca vada avanti e che EMA dia il proprio parere sul nuovo farmaco Givinostat che i medici puntavano ad usare in combinazione con Traslarna. Parliamo della deambulazione, se con Traslarna si stima lui possa arrivare fino ai 18 anni, se aggiungiamo anche Givinostat, il nostro figlio potrebbe camminare anche oltre i 18 anni. Anche la Regione Veneto si è mobilitata in queste settimane inoltrando ad AIFA la lettera ricevuta dalle famiglie. Ha stretto giro la risposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco che ha spiegato di monitorare la situazione e una volta che sarà arrivato il documento definitivo si valuteranno le possibili soluzioni. L'auspicio dei genitori è che si possa decidere di continuare con la distribuzione del farmaco almeno per i soli pazienti attualmente in trattamento e che hanno registrato benefici. I nostri ragazzi potrebbero avere più autonomia per più tempo e qual è il genitore insomma che non vorrebbe vedere il proprio figlio arrivare alla cura camminando. La vicenda di Traslarna e di queste famiglie riporta l'attenzione sulle cure per i pazienti affetti da malattie rare. La società civile deve essere consapevole che la ricerca è una risposta per tutti, deve essere consapevole che certi tipi di risposte devono essere date a prescindere dal costo o dalla difficoltà di produrre, perché sono appunto qualcosa che migliora la qualità della vita della persona. Cambiamo tema, monta la protesta a Quinto di Treviso per l'abbattimento dei tigli in via Piave. L'ultimo viale albirato rimasto in paese, lamentano i residenti, se c'era da rifare il marciapiede si potevano trovare altre soluzioni che salvaguardassero le piante. Questo viale è più di 50 anni che ci sono questi tigli. Per me è stato un colpo al cuore perché vedere anche un solo albero abbattuto è un danno enorme che si fa all'ambiente e a noi stessi. Il taglio degli storici tigli di via Piave a Quinto sta suscitando una bufera in paese con numerosi cittadini indignati di fronte allo spettacolo dei tronchi mozzati a poche decine di centimetri dal suolo. È l'ultimo viale, diciamo, che è rimasto in un paese che era notoriamente un paese pieno di natura, ricco di natura. Non c'è arte, ma c'è soprattutto la bellezza naturale. Questo abbattimento lo vedo come l'abbattimento di quello che è il patrimonio fondamentale del nostro paese di Quinto. Il rumore delle motoseghe e di cumuli di legna richiamano i cittadini ignari delle ragioni che hanno portato al taglio degli alberi. È una decisione che devono prendere loro, probabilmente ci sono dei motivi. Lei è contraria? Mi astengo. Potevano fare a meno di tagliarli sinceramente, perché come siamo messi col clima e tutto quanto, dovrebbero metterne invece che tagliarne. L'amministrazione comunale di Quinto spiega le ragioni che hanno portato all'abbattimento. Era necessario rifare il marciapiede danneggiato dalle radici dei tigli e non c'erano alternative al taglio. Altre piante verranno messe a dimora altrove, vicino alle scuole, con i fondi di un bando provinciale, ma molti cittadini, pur condividendo la necessità di sistemare il marciapiede, ritengono potessero essere trovate soluzioni alternative. Si possono risolvere i problemi anche in un'altra maniera. Diciamo che questa è una camionale, quindi c'è un passaggio di auto e di camion che inquina molto e si parla tanto di ambiente e preserviamo sto ambiente e cerchiamo di preservare questi tigli. Potevano trovare un'altra soluzione. Penso che insomma, come siamo messi con la tecnologia e tutto quanto, oggi come oggi il problema delle radici si poteva risolvere in altra maniera. Mi dispiace molto per gli alberi, è veramente un peccato, però sono d'accordo per il marciapiede perché io con il bimbo non riesco mai a passare di qua. Avrebbero potuto salvare gli alberi senza tagliarli. O magari spostare il marciapiede da questa parte, bastava uno. Qui c'è tanto spazio. Lo sport, il grande rugby del 6 Nazioni Under 20 domani sera a Treviso alle 21:15 allo stadio di Monigo, Italia contro Inghilterra, la Ghirada, ultime ore di preparazione per gli azzurri. Lega! Via! 1, 3, 4! I ragazzi li vedo pronti, sappiamo che è una partita del 6 Nazioni, sono tutte difficilissime, però
Il nostro obiettivo è essere competitivi, restare attaccati al risultato anche con una corazzata come l'Inghilterra e provare a fare il colpo. Ultime rifiniture, ultime strategie e poi sarà il campo a parlare e non un campo qualsiasi. Lo stadio di Monigo può essere come sempre il 16° uomo a supporto. Stavolta i colori da tifare non sono quelli bianco-verdi del Benetton, ma l'azzurro della nazionale Under 20 impegnata nel 6 Nazioni con l'Inghilterra. Una serata speciale per tutti, ma soprattutto per chi, come il terza linea del Petrarca Padova Jacopo Botturi, vive un esordio particolare. È la prima partita da capitano in uno stadio come Monigo, dove ci sono 5.000 persone che contano su di te, è una grande pressione, però siamo focalizzati sul far bene e su non fare errori stupidi. Dopo la bella prestazione con la Francia, campione del mondo, è vietato commettere imprudenze e distrazioni contro gli inglesi, una partita che si preannuncia molto fisica. Sarà una battaglia 1 contro 1, loro una squadra che muove parecchio il pallone, quindi dovremo stare molto attenti su quelle fasi lì. E per il neocapitano Botturi, 20 anni solo da qualche giorno, potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Ho fatto 20 anni, ai ragazzi a cena hai chiesto un regalo speciale, vuoi dirlo anche ai spettatori? Sì, ho chiesto di regalarci questa vittoria, di regalarmi questa vittoria, perché di sicuro una vittoria in casa a Monigo con l'Inghilterra è una cosa che si può solo che sognare. Via! E ora andiamo alle notizie dal Bellunese. Partiamo dall'allarme lupi. L'allarme lupi a Salet della trentina di cavalli maremmani allevati dai carabinieri forestali. Ne è stato trovato purtroppo uno di meno, una giumenta sbranata. Che della morte di una cavalla avvenuta in località Salet siano responsabili i lupi è fuori discussione e vista la mole dell'animale è verosimile che ad azzannarla sia stato un branco. La predazione è avvenuta nel centro di riproduzione della razza maremmana Val Cordevole gestito dai carabinieri forestali all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, non lontano dalla stazione di comando di Candaten. La questione è da tempo oggetto della politica tanto nazionale come europea. Sulla questione lupo abbiamo fatto un passo in avanti importante proprio prima di Natale. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha preso un'iniziativa importante chiedendo un voto degli Stati membri sull'abbassamento del livello di tutela del lupo da strettamente protetto a protetto. Dove si trovava la cavalla, solo giumente gravide e puledri la sera vengono portate in scuderia, gli altri rimangono fuori riparati da tettoie. I maremmani, in origine utilizzati dagli allevatori di bovini, poi vennero destinati anche ai reparti montati di carabinieri e forestali. La povera cavalla è solo l'ultimo caso, mentre ben più frequenti sono state le predazioni che hanno avuto come oggetto le greggi di ovini. Se per esempio una montagna, un pascolo di montagna viene abbandonato perché c'è il lupo e perché le pecore e le capre non ce la fanno più o gli allevatori non portano più gli animali, perdo anche lì biodiversità, perché tutti sappiamo qual è un pascolo com'è un pascolo dove non ci sono animali. A tal proposito, Federcaccia ha presentato una propria istanza in Parlamento per evitare strumentalizzazioni inerenti alla gestione di lupi ed altri carnivori, specificando che non è una specie cacciabile e che non interessa ai cacciatori che lo diventi, mentre è fondamentale che la gestione del lupo venga affrontata dalle istituzioni per garantire una convivenza pacifica tra l'uomo e il predatore. Il Tribunale UE dà ragione ad ACC, annulla la decisione della Commissione europea che autorizzava la giapponese Nidec a riacquisire la linea delta di compressori per refrigerazione. ACC aveva impugnato la decisione davanti all'organo di primo grado della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il commissario straordinario Maurizio Castro ha espresso la propria soddisfazione per una sentenza di fatto senza precedenti che conferma la correttezza della posizione sostenuta da ACC e condivisa dalle istituzioni italiane e dalle rappresentanze sindacali, sperando non sia troppo tardi per salvaguardare quanto resta del grande patrimonio industriale dell'elettrodomestico italiano, del quale il sito Zanussi Elettromeccanica di Mel era stato protagonista. Ora a Feltre, perché grazie ai fondi del PNRR nascono le piazzole dedicate al conferimento dei rifiuti.
Isole ecologiche rinnovate grazie ai fondi provenienti dal PNRR. Grazie a un finanziamento di circa 1 milione di euro si provvederà a realizzare 7 piazzole ecologiche interrate, le prime di questo tipo a Feltre in zone del centro città, e a sostituire le calotte di conferimento delle campane del secco, attualmente aperte con la chiavetta, che sarà così integralmente sostituita dalla tessera magnetica già in uso per tutte le altre campane. Era un'opera manutentiva necessaria e quindi grazie ai fondi di resilienza eviterà di dover essere spalmata in tariffa e quindi un risparmio per i cittadini. Il tutto avverrà in tempi tutto sommato brevi. I fondi PNRR lo impongono e per quanto progettato non ci dovrebbero essere difficoltà nel rispettarli. Per quanto riguarda le interrate, verranno realizzate sicuramente nel corso dell'anno, hanno un aumento di volumetria, quindi ciò permetterà di contenere più rifiuti ed inoltre i cassonetti che recupereremo potranno essere utilizzati per implementare altre isole ecologiche deficitarie. Per quanto riguarda invece la sostituzione delle calotte, i tempi sono più brevi, quindi crediamo in primavera, massimo inizio estate, di completare l'opera. Parliamo ora di salute e col progetto Sicuri e a lungo in casa propria. Sentiamo di cosa si tratta. Alla base è un'indagine conoscitiva per capire e definire il target della popolazione anziana a cui indirizzare il servizio, poi l'operatività sul campo con un'equipe composta da tecnico della prevenzione, terapista occupazionale e fisioterapista. Belluno, Limana, Longarone e Ponte nelle Alpi, l'ambito territoriale del progetto Sicuri e a lungo in casa propria, finanziato dalla Fondazione Cari Verona che ha come capofila la Sersa di Belluno. Questo è un progetto lungimirante che cerca di portare delle soluzioni all'interno dell'abitazione dei cittadini, perché questi anziani vivono da soli o comunque in situazioni di fragilità e hanno la necessità di conoscere i rischi e come anche superare questi rischi. Fra novembre e dicembre 800 over 65 hanno aderito a un'indagine telefonica condotta dall'AN Servizi per conto del Circolo Cultura e Stampa bellunese. È emerso che più di un terzo degli anziani vivono da soli, il 9% non ha punti di riferimento vicini, il 28% non gode di buona salute, ma il 70% fa regolare attività fisica. La distrazione, la causa percepita come maggioritaria per gli incidenti domestici, che sono 8 volte superiori rispetto agli infortuni sul lavoro. Questa è una criticità importante che va a intervenire sul tessuto sociale al quale noi dobbiamo in qualche modo dare risposta. La tempesta perfetta è oggi. Lavorare sulla prevenzione a partire dalla comunicazione di corretti stili di vita può rivelarsi fondamentale per aiutare gli anziani che sono sempre più numerosi esattamente come i loro bisogni. Se una volta nelle case di riposo trovava spazio anche un bisogno, chiamiamolo, di persone con autosufficienza o con parziale autosufficienza, oggi quello che noi vediamo sono persone non autosufficienti con bisogni importanti. 3 anni la durata del progetto, che ha a disposizione un budget di 175.000 euro. Dal prossimo mese di marzo inizieranno le verifiche a domicilio degli anziani contattati dagli sportelli sociali integrati. Paolo Perenzine è il nuovo segretario provinciale di Sinistra Italiana. Lo ha eletto l'Assemblea dei Delegati riuniti venerdì scorso a Feltre. L'ex sindaco di Feltre e attuale consigliere provinciale di opposizione ha rinnovato l'impegno del partito, che si fa carico anche in provincia di Belluno di costruire un'alternativa seria e concreta. Perenzine ha rinnovato l'impegno a favore dell'ambiente, della sanità pubblica e del servizio sociosanitario territoriali, dell'istruzione e della lotta allo spopolamento. Non ci sono soldi, è sempre il solito ritornello, afferma il segretario di Sinistra Italiana, mentre i fondi si trovano per le piste da bob e per i caroselli funicolari nel cuore delle Dolomiti. Vi ricordo in chiusura ancora una volta che domani mattina all'Università di Padova si svolgerà la cerimonia di conferimento della laurea alla memoria di Giulia Cecchettin, alla presenza del ministro dell'Università Anna Maria Bernini, ma anche dei familiari, papà Gino Cecchettin, la sorella Elena. Antenna 3, ve lo ricordo ancora una volta, seguirà in diretta l'evento con un'edizione straordinaria che incomincerà alle 10:30. È tutto allora per questa edizione, grazie per averci seguito, adesso le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo.
L'anomalo anticiclone, ben saldo sull'Italia, sarà ancora protagonista per almeno un'altra settimana. Vediamo il dettaglio intanto di venerdì 2 febbraio. Sul Veneto possibili le consuete foschie e nebbie sulle zone pianeggianti al mattino, ma in diradamento a seguire. Sarà più soleggiato con il passare delle ore, infatti, e il cielo sarà velato. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 0 e meno 1 grado, massime tra 7 e 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sereno o velato, solo con qualche locale addensamento, ma in genere innocuo. Temperature minime tra meno 1 e 4 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, le condizioni infatti saranno ancora buone, con alternanza tra sole e nubi. Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sugli 8-12 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.